Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. Un lupetto ben educato. Un lupetto, al quale i genitori hanno insegnato le buone maniere, per la prima volta va a caccia da solo nella foresta. E subito acchiappa un coniglio. Buongiorno, qual è il tuo ultimo desiderio prima che ti mangi? Immagino che io non possa chiederti la libertà, vero? Certo che no. Allora vorrei che mi leggessi una storia. Ecco, sì. Il lupetto ovviamente non ha con sé un libro. I suoi genitori però gli hanno insegnato che l'ultimo desiderio deve essere sempre esaudito. Beh, in questo caso devo tornare a casa. Non mi muovo di un pelo, promesso, non mi muovo. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Quando il lupetto torna con il suo libro preferito sotto braccio, il coniglio è scomparso. Ma se n'è andato! Ah, che bugiardo! Indispettito, il giovane lupo va a caccia di un'altra preda da sgranocchiare e subito cattura un galletto. Che cosa chiedi come ultimo desiderio? La libertà? Impossibile, ho troppa fame. Allora vorrei che mi suonassi un po' di musica. Ho qui un bel libro. Non preferiresti una storia? No. Voglio ascoltare della musica e ti ricordo che è il mio ultimo desiderio avere la musica. Deve essere sempre esaudito, lo so. D'accordo, allora vado a prendere il mio strumento. Non mi muovo di una piuma, lo giuro, sto qua. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Ma nemmeno il galletto aspetta il ritorno del lupetto. Un altro bugiardo! Furioso il cacciatore cerca una terza preda da divorare e si getta su un bambino. Che cosa desideri prima che ti mangi? Io vorrei un disegno per favore. All'idea di dover ritornare a casa per la terza volta, il lupetto si sente esplodere di rabbia. Il bambino però non ha reclamato la libertà, ha perfino pensato di dire per favore. Allora il cacciatore sospira e riparte verso casa. Non mi muovo, sto fermo quando mi muovo di un capello. Pa pa pa, ta ta ta, ta ta ta. Oh, sei rimasto! Oh sì? Il mio papà e la mia mamma mi hanno insegnato che bisogna sempre mantenere le promesse. Attenzione adesso, non muoverti, così va bene, sì, non muoverti. È bellissimo! Grazie mille! E ora? Devi già mangiarmi? Che peccato! Mi sarebbe piaciuto mostrare il disegno ai miei amici. Va bene, d'accordo, ma facciamo presto, Ho fame. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Ehi amici, guardate che bel disegno! Me l'ha regalato lui! È stato gentile, vero?